Bella raga, ciao a tutti, il commendone veneziano ragazzi, la partita di oggi è di quelle veramente, che bella la mela del Belgio intanto, di quelle importanti, Belgio Costa d'Avorio, intanto chiedo scuso al popolo della Birmania, non so ieri veramente, ma che cazzo, cioè sapete quelle cose proprio che, quei rincoglionimenti che a volte capitano, qualcuno è capitato, va bene, andiamo, Belgio Costa d'Avorio, ottavi di finale, siamo ancora a campione, devo dire che vedendo un po' l'andazzo, vediamo sta partita qua per le prossime, se siamo fuori vabbè che vedremo squadra, però da capire se mettere Superstar dai quarti. Certo col Belgio, una squadra che può vincere il mondiale. Vediamo quanto soffriamo. Cos'è sta roba? Eccoci qui per vivere lo sport al suo massimo livello. Che bello. Un'esperienza Ah, unica, il solo cuolo sulle immagini cuolo, siamo in rimarrà nei Cile. ricordi di tutti noi. È l'incontro tra due delle 16 squadre elette, quelle sopravvissute dalla Bellissimo fase di però che... qualificazione. Fra un paio d'ore, dense di emozioni, Bellissimo lo stadio. tifo e vitello, sapremo chi dovrà andare a casa e conosceremo Tensione chi alle potrà stelle, eccolo trovarsi qua, il nelle piccolo condizioni Even che giuste non a è più tanto tifare, a piccolo. immaginarsi, a sognare la finalissima. O magari addirittura a vedersi già con le mani sulla coppa. Ma io gioco perché non si vede solo il Belgio. Va bene. Incredibili Si pubblicità parte ragazzi, Belgio, 90 minuti Ivory di Coast. attesa vindono il blasone delle squadre in campo. Il termometro dei tifosi dice che sta iniziando a fare caldo. L'atmosfera è già bollente, Fabio, ed era quello che ci si C'è una aspettava tensione da questa pazzesca. tifoseria. La Pepe. fase a gironi ci ha regalato sprazzi di grande calcio e qualche sorpresa, ma siamo onesti, Vai in qualsiasi Francuzzo. competizione sono le partite da dentro o fuori a entrare negli annali e Volutamente non ho scrivere messo storia. Zaha, me lo voglio tenere per il secondo Ecco la gara tempo iniziata. che può spaccare la partita. Vai Cerca di Bambone, sfruttare gli spazi Bambone, laterali. Bambone, Sbaglia il tiro. Bambone! Recupera Courtois purtroppo. Hazard. Cerca Ho il di grande De trovare Donker, soluzioni però nel che tutti lo perimetro. chiamano Den Donker, proprio non mi piace Den Donker, quindi per me sarà sempre De Donker. In verticale. Kevinaccio, uno dei miei idoli. Hazard raccoglie un passaggio. Bravissimo Bamba, se la Bamba gira, so dolori. Ottimo, vai Bambone, vai Bambone. Bambone si invola, Bambone si invola, Tenta la finta Bambone da si tre. invola, Buona Bambone finte contro passiva. tutti, Bambone salva tutti, salta tutti. Intercetta qui il difensore. Calcio d'angolo, Ferma il cross che non ci buona prova. Costa d'Avorio però, eh. Vai uno dei nostri, Bamba, bravissimo, Francuzzo, a te è fuori gioco. Nuovamente. Non era fuori gioco, cosa ho Questa sprecato. prova tocca a te. Cosa ho sprecato Costa d'Avorio sontuosi in questi primi Movimento da manuale. 10 minuti. Attenzione però, siamo scopertissimi. Carrasco. Tenta Non Hazard. capisco perché sti buchi. Non li capisco sti Difficoltà buchi. a superare la difesa. Palla dentro per De Bruyne. Bravo, Madonna Bamba oggi è proprio un drogato. E ha lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Vai, Pepe. Pepe. Che sì, che sì. Francuzzo. Francuzzo ci prova! Ancora Courtois. Mamma mia però che bella Costa d'Avorio. Palla dentro portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Vai. Ancora in mezzo. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. E Bambone ancora c'è. Madonna Bamba come Maradona. Che poi insomma ci può stare. Che sì. Concludere. Mamma mia che anche che si gioca bene, perché non gioca così al Milan, peccato. Solo che non siamo molto del calcio d'angolo, per il momento non siamo molto pericolosi. Smentiscimi gioco. Niente. Ancora Bambone. Bambone. Mette nel centro. Attenzione fuori, ma veramente una Costa d'Avorio Azione sull'attacco. molto molto in palla. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare passare con tanta facilità. Ok. Scodella in avanti. Attenzione subito. Vai Cod, la mette in mezzo. Pepe! Segna sempre lui! Segna sempre lui! L'inglesi tutto bene, riusciamo a toccare la palla. Pepe. In quegli quarti vedete per lui tesoro. È un dominio per il momento, ma stiamo buoni, stiamo Primo gol calmi. del vantaggio, davvero pesantissimo. Il primo gol messo a segno sembra averli davvero motivati, Fabio.
Stiamo buoni. Ottima Ma pressione. stiamo giocando il calcio bailado. Niente di fatto, azione interna. Vai. Vai Pepe. Decide di sfruttare la fascia. Non so. Ma vaffanculo. Non sapevo che cosa dire. Il bello è che lo puoi portare con te il buon formaggio. Pepe. Scusate, veramente il vaneggio incredibile. Però. No, eccola. No, al primo tiro. No, al primo Yannick. Scoperta del cume, ricordiamolo. Che sì, beh, anche lo stesso Den Donker o The Donker. Anzi, il compagno nello spazio. Courtois la butta su. Tobias. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Colo TV, ragazzi. Stiamo giocando benissimo comunque. Vai Pepe. Vai Banana Bambone è l'uomo in più. Bambone è l'uomo in più. Ecco la respinta del portiere. Ancora Pepe. Hazard. Bisogna fare il secondo. No! Ma perché sti buchi in difesa? Bravissimo Seri. Comunque su cross non siamo per il momento molto pericolosi, però c'è un Bamba troppo bello per non sfruttarlo. Intervento rischioso. Bravo qua. Spazza via. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Hazard. Palla in avanti. Dai ragazzi, La mette in avanti. Vertonghen. niente da fare, niente da fare. Arriva Mertens. Carrasco. Occhio, non adesso. Andiamo a riposo in vantaggio che lo meritiamo. Messa in gioco dunque. Dai che lo meritiamo. Prova a Occhio, scattare. roba nostra. Sì. No, Francuzzo, no. De Bruyne. Hazard. Da lì può... No! Bravissimo portierone, vai Aurier, vai Aurier. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ma porca miseria, ma sveglia! Il Belgio ha preso un po' campo, No, regalarglielo così però. Non così! Salta e colpisce il Mamma mia, meno male che Hazard di testa. Buttala su. Oh, finalmente ne prendiamo una di testa, Pepe. Per poco. Finisce il primo tempo, ragazzi, mentre finisce il primo tempo vado alla Premier. Eccoci qua. Ciao. Sto giocando. Costa d'Avorio. Fine primo tempo. Relax, come compra Golovin. John Borno. Che tensione. Spero possa piacere il Football Manager, ragazzi. Vai. Perché insomma mi piacerebbe riportare il canale a visualizzare più cose, ma non per le robe o cose, proprio perché ho proprio voglia di tornare alla grande e registrare video su video con voi. Vai. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Seconda frazione, tra poco mettiamo Za, che è il nostro Jolly. Vai Aurier, ti prego il 2-0, ti prego il 2-0. Niente. Devo imparare a non schiacciare quando c'è il... Tolto un tiro da quella distanza, Porca può sorprendere miseria. il portiere. Ha fatto bene a provarci. Vai Francuzzo. No, Francuzzo no. Non perdiamo la concentrazione. La mette sulla sinistra. Palla dentro per Hazard.
Per il frutto dell'Eden. Bravissimi. Dai che per il momento si tiene, che sì. Bailey. Hanno impedito di andarsene via palla al piede. No. Hanno già riconquistato palla. Ottimo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Siamo al 54esimo. Tielemans. Il Belgio ha preso comunque campo, giustamente, sta perdendo. Molto altro. Mostrano un buon controllo del gioco. E passa. Ottimo direi. Hazard. Cross verso il Roba centro. nostra, roba no! Iniziamo la situazione. Errore colossale della difesa della Costa d'Avorio e del portiere. Incredibile. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Aurier è morto anche. Una fitta al cuore, stavamo dominando ed è successo l'incredibile. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. La partita riprenderà Mi viene da piangere. Doccia fredda veramente. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli Però dai, avversari. 1-1, siamo tutt'altro che finita la partita, siamo in piena fase, dai. Dio santo. Vertonghen fa avanzare l'azione, il lancio lungo. Ecco Hazard. Alza. La Costa d'Avorio ha accusato un po' il colpo, Spazio sulla fascia. Bel gesto tecnico. Bravissimo. La sportellata La di Nikon, la Canon Nikon. De Bruyne. Che sì! Il portiere Mamma mia, portiere, però doveva prenderla qua. Francuzzo. Vai Aurier. Aurier. Allunga in verticale. Vai Za. No, uno stop da cioccolataio. Uno stop da sì, vabbè, cioccolataio obeso. Alderweireld. Prova a velocizzare il gioco. Roba nostra, roba nostra. Dai, dai Francuzzo. Vai Pepe. Bravo, ancora Pepe. Mamma mia, comunque il giocatore più pericoloso, ragazzi, eh. Non c'è niente da fare. Che tensione. Vai, vai di testa, finalmente di testa. No, palo scandaloso, palo scandaloso. Non ce la vogliono dare. È ufficiale, il cupolotto è tornato. Non ci voglio credere, che sì, che rabbia, era gol, era gol. Era gol, calma. Aurier. Aurier. Za, Za. No, Za. Siamo nella fase finale del match. Incredibile, il furto belgano che credo. Finito il fuorigioco. Qualche uomo mostra il tappeto. Devo fare un cambio anch'io, entra Tielemans, altra scoperta veneziana. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Coddo non mi è piaciuto. Entra Cornet, vai Cornet. Ma porca miseria, che palo, che palo! Però mi sembra difficoltà giusta questa per divertirci e tutto, eh. Vabbè, non pensiamoci adesso. No, fallo. Si ripartirà con Io ci provo anche perché se la passo sbaglio. ancora opportunità da palla inattiva. Alza lo sguardo. Pepe. attento alla- Bruttissima purtroppo, che sì. Ma no, Francuzzo. Direttore di gara decreta un calcio di punizione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. La finta, che sì. Che sì. Ha dormito il Belgio. Che sì, non sa neanche esultare ma segna. Francuzzo, 75 siamo sopra. Al 75 siamo sopra. Ma qua veramente la difesa del Belgio ha cannato in pieno. Vabbè, cioè l'ho visto da solo, cazzo. Adesso con Non ci credo, non ci voglio credere. Calma. Con questo gol hanno mostrato ancora una volta la determinazione. Siamo sopra e mancano 15 minuti. che li hanno portati No, fino a subito qui. però.
Ma vaffanculo! Appena entrato Dries Mertens. Ma vaffanculo. Che partita! Incredibile, tutto da rifare nuovamente, 2 volte in vantaggio. Non ce la vogliono dare. fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora Guarda il culo! e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Un po' di fortuna che lui non passarla così! Ma porca troia, prendila! Ma dai! Doppio palo e rimane fermo e 3-2 in un minuto, ma non ci credo. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Non ho parole, il furto. No, questo è un furto. No, questo è un furto. I giocatori... Ah, ma dai, tutti che si guardano. Doppio palo e la prende quello del Beh. Ma no, I che... rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di Non ci voglio credere, Bamba. Non ci voglio credere, Bamba. Dai, Bamba. La stiamo dominando noi. La dominiamo noi, addirittura perdiamo. Vada, adesso basta. Non che credo. anche i difensori per accompagnare. Eravamo a un passo dai quarti. Prova la giocata di misura. Direi che questo è il livello di difficoltà comunque. È incredibile, incredibile. In questa occasione non possono permettersi. Guarda, sbagliano tutto adesso, sbagliano tutto. Za. Perso la testa, Costa d'Avorio, ma dai, è un furto questo, 3 tiri. Guarda il Belgio, i deficienti in campo, 89esimo, adesso la pagate. Ti prego di testa, ma di testa siamo scarsi. Vai che sì. Tira! Ma tira! Tira! Gol! Incredibile! Incredibile Cornet, vaffancuore! Mamma mia, quanti errori da parte di tutte e due le squadre comunque, 3-3, che partita! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! La difesa del Belgio ha arrivato 50 volte comunque, anche loro qua veramente una mina ho tirato, madò! 3-3. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio Andiamo ai supplementari, raga. Spero, salvo. Altri vaneggi, incredibile. Che match! Che match! Bailey ben posizionato, Attenzione, ti prego il beffone. palla inizia ad accelerare. Ti prego il beffone. Se arriva adesso godo. Se arriva adesso godo. Tenta la conclusione. Fuori di un niente. Che partita! Che partita! Che partita! Dai! Niente. Mamma mia, era dentro. Peccato. 3-3. Partita memorabile. Comunque che gioco PES, te lo sto veramente riscoprendo. Esce Seri, entra Die. Soprattutto l'energia fisica che si Pepe è morto, però Aurier è peggio. No, tutta gente scarsa però là. Però è troppo stanco. Vabbè. Facciamo così, la vedo difficile, Scusa, non ho un cambio per i supplementari, che merda. Ma dai. Mamma mia, che bella partita, certo la meritiamo noi comunque, potevamo segnare il 4-3 anche alla fine. parità perfetta tra le due squadre. Partita magica, The Magic proprio. Vai Diomandé. Prova a verticalizzare. Pensavo essere più libero, sinceramente. Però quanti errori difensivi sia della Costa d'Avorio che del Belgio, veramente, In verticale. Palla in E la Birmania dov'è? Voglio la Birmania. Bravissimo. Guarda che fisicamente i africani sono più potenti. Speriamo. Anche perché i rigori la vedo brutta, se andiamo ai rigori. così è sfumata. Attenzione, dai che stiamo giocando bene. No, che regalo.
Dai che... Ma corta, giocala! Si salutano, l'uomo sbadigliare e la vita formale. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Avrà il compito di creare C'è tanta paura adesso. Abbiamo cominciato meglio noi. Bravo che sì, sempre sul pezzo Francuzzo. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. Buono. Non è una sorpresa, quando un giocatore finisce sul tabellino dei marcatori viene identificato. No, stiamo sbagliando passaggi semplici. E sbaglia malamente il passaggio in guardia. Scusate, ma sono gasatissimo. Fa avanzare Roba nostra, roba nostra. Attenzione, vai Za. Tiro di testa! No, ma perché di testa non segniamo mai? Ma che errore, cosa stiamo buttando via? Stiamo buttando via i quarti di finale, è pazzesco, è pazzesco. Che partita, che gioco, che tutto. È tornato il cume, signori. Queste sono le partite veneziane. Carrasco, e conquista la palla. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Stiamo dominando però adesso, veramente, sono stanchissimi loro secondo me. Anche Bamba è morto però. C'è la palla. Vai Pepe. Cosa ha fatto Pepe? Niente. Era bella però, finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo, un attimo mi stanno chiamando, scusate. Scusate ragazzi. Mamma mia. Ma perché non ho un cambio? Abbiamo sprecato l'impossibile però, Vai. Seconda parte e dopo rigori. Speranza per queste due squadre. Ci sono ancora Siamo morti però, e poi eventualmente l'ipotesi dei calci di rigore. Tanto sudore, molto. Bellissimo. Vai, è morto, Ori. Ori è morto. Neanche fuori forma. Dai che sbagliano. L'arbitro dice che si può proseguire. Decide di allargare il gioco. Non sbagliate. E sì, ha già lasciato il segno oggi. Bravo che sì. Ok. Aurier. Siamo... Fioi, possiamo farcela, calma. A sinistra con il passaggio. Za. Aurier. Tocco preciso. Il Belgio si difende con le unghie e con i denti, ma è a pezzi il Belgio, peggio di noi. Azione rischiosa. No, che passaggio di merda, no, adesso. Contropiede. Alla peggio nello scontro di forza. Scodella. Lunga. Ma che cosa fa? No, Sulla palla insidiosa. no, cosa ho buttato via? No, il Belgio non c'è più, ma noi siamo ancora più scarsi di loro. Intervento precedente. Ma noi siamo ancora più scarsi di loro. Cosa abbiamo sprecato? Meritiamo di uscire per questo errore. No, loro sono deficienti, ma noi siamo delle merde. Ma cosa ho buttato via? Adesso la pago, adesso la pago. Calibra un bel pallone. Richiede se finirà così o se qualcuno avrà ancora. Ma non ci credo, il Belgio è veramente andato, ha fatto due errori, uno le è costato il gol e uno doveva costargli comunque il gol. Pepe! Ma vaffanculo, è finita. Ma dei rigori, incredibile. Ho sprecato l'impossibile. E adesso è durissimo. Che schifo, che schifo. Mamma mia, questi sono i miei rigoristi. Ah, bene. Ragazzi, finisce qui il mondiale. Pezza e volontà di ferro. Ora scopriremo. Sarà quasi impossibile chi ne ha di passare. più. Hazard Sarà contro la responsabilità di cacciare quel- il primo rigore. 1-0. Freddissima, alle spalle del portiere. gol di Hazard, purtroppo. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. Qualità di bersaglio. RB. Splendida parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Se segnano nuovamente hanno l'opportunità di mettere in ghiaccio la partita. Ha spiazzato il portiere. Incredibile, buttare via così una partita, è Allungano un pazzesco. gol di vantaggio. L'eroe dei mondiali impossibili. Assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso si può solo segnare. Aveva capito dove si sarebbe finito il portiere e non si è lasciato per niente tradire dalle
Mertens, sbaglialo. Ma va a cagar però, tutti sempre gol, ma va a cagar, stronzi. La differenza ora sono 2, sono sotto di 2 gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Perfetta esecuzione sulla destra. Ha tenuto i nervi saldi. Questo Maledetto potrebbe essere un Belgio, non meritate niente, che schifo. Ma fatalità, li segnano tutti, oh. E sono avanti di 2 Che adesso. schifo. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Finisce sul mancone del portiere. Finisce qua ragazzi, terremo questo come della difficoltà perché avete visto lo schifo. Non ce la volevano dare e non ce l'hanno data. non ce l'hanno fatta, devono uscire di scena. Raga, saluto dal commendone veneziano. Si aspettavano certamente di più da questa Senza commento ci saranno gli albi d'oro e tutto perché sono incazzato. Mero. Ciao!